italiane a meno di 30 dipendenti. È evidente che queste imprese, quando si arriva a una fase di crisi, soffrono di più per ragioni dimensionali, e quindi tu avresti bisogno di mettere in campo delle misure che non le lasciano sole. Per esempio provvedimenti per il credito. Noi abbiamo proposto mesi fa un provvedimento che il governo si è ben guardato dall'esaminare, che invece era utile, no? Che lo Stato aggiungesse garanzie fideiussorie a disposizione delle imprese per aumentare, no, la patrimonialità da dare in garanzia alle banche per avere un credito più facile. Nessun provvedimento in questa direzione è stato preso. Non è stato preso un provvedimento di estensione della cassa integrazione alle piccole imprese che non ne hanno. Non è stato, in Germania è stato adottato 3 mesi fa un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici. Abbiamo chiesto che in Italia si facesse cosa analoga, visto che noi siamo un grande paese esportatore. Non sono state adottate misure. Qui sul fronte delle imprese la situazione è che le imprese sono lasciate al loro destino. Chi ce la fa e chi non ce la fa chiude. Buonanotte, non è che c'è tanto altro, no? Sul fronte delle opere pubbliche tutti sappiamo da Roosevelt in avanti che quando c'è una crisi uno dei modi per arginare la crisi è cantierare opere, no? E investimenti pubblici, e infrastrutture. Bene, 1 anno e mezzo fa il CIPE ha deciso 43 grandi opere, a partire dal mitico Ponte di Messina, che avrebbero dovuto trainare, no, l'economia. Pochi sanno, è bene che si sappia, che quelle 43 opere sono tutte coperte finanziariamente per un ammontare non superiore al 15% del costo di ciascuna opera. Il risultato è che nessun cantiere di quelle opere si è aperto né si aprirà, perché vi sfido a trovare un'impresa che partecipi a un appalto coperto per il 15%. Enti locali, noi sappiamo che in Veneto ci sono molti comuni, non solo governati dal centro-sinistra, anche governati dalla Lega o dal centro-destra, che hanno residui attivi in cassa, che hanno avanzi di bilancio, che però sono risorse che sulla base del patto di stabilità interno sono oggi congelate e non sono spendibili. Abbiamo chiesto la modifica del patto di stabilità interno, Tremonti quando l'abbiamo chiesto l'ante finanziaria si è alzato, ha detto avevamo ragione, si è seduto e il patto di stabilità interna è rimasto tale quale. E noi abbiamo una cospicua massa di risorse oggi inutilizzate e che potrebbe mobilitare risorse, anticipare pagamenti a imprese che lavorano per le pubbliche amministrazioni, aprire cantieri, eccetera. Redditi. In questi giorni i giornali hanno pubblicato cifre sulla struttura dei redditi degli italiani. L'INPS, c'è da credere visto che le pagano loro le pensioni, dice che i 16 milioni e mezzo di pensionati italiani percepiscono una pensione di 700, media aritmetica, di 773 euro al mese. E sappiamo che milioni prendono di meno, molti. Ieri su tutti i giornali c'era una fotografia della dinamica salariale 2009 da cui si desume che l'80% dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che facciano l'operaio, l'infermiere, l'addetto all'anagrafe, l'insegnante, l'addetto a un centro commerciale, ha uno stipendio netto mensile che sta tra i 1.000 e i 1.250 euro. Se poi è un contratto, è un lavoratore a tempo determinato, sta sotto i 1.000. È chiaro che con questa struttura di redditi difficilmente tu rilanci i consumi, perché non c'è grasso. Abbiamo detto diamo fiato ai redditi più bassi, andiamo a un provvedimento di riduzione del prelievo fiscale su tutti i redditi lordi fino a 35.000 euro all'anno. E anche su questo la risposta è stata no, cioè ho fatto questi esempi sul fronte del lavoro, delle imprese, delle opere pubbliche, degli enti locali, dei redditi, per dire che quando noi diciamo non c'è una strategia anticrisi, non è che lo diciamo per un pregiudizio, siccome siamo all'opposizione da parlare del governo, no, sono i fatti che dicono questo. Non c'è uno straccio di atteggiamento. D'altra parte questo è un paese nel quale il ministro dell'economia, quando ha presentato la legge finanziaria, in conferenza stampa ha detto vi do una notizia, la finanziaria non c'è più. Ce lo ricordiamo tutti. Poi la narcosi che ormai, come dire, il centrodestra attraverso il controllo del sistema informativo prodotto fa sì che questo è un paese che digerisce anche un armadio a 4 ante, diciamo così. Però così è. Cioè, un ministro dell'economia che si presenta e dice vi presento la finanziaria, vi dico non c'è più perché la finanziaria non c'è, nel senso che c'è semplicemente la replica delle spese dell'anno scorso, come se la crisi non ci fosse, senza nessuno sforzo mirato ad affrontare la crisi, è significativo. Allora che rapporto c'è tra il voto e questo scenario?
me pare che ci sia un nesso molto chiaro, almeno noi diciamo questo. Il nesso sta in questo: c'è una fase di crisi economica e sociale acuta, la gente chiede alla politica delle risposte, queste risposte dal governo nazionale non vengono, noi chiediamo agli elettori in ogni regione un voto per dare alle regioni presidenti e guide politiche istituzionali che siano capaci di affrontare la crisi e di dare quelle risposte che da Roma non vengono. Questo sta il nesso tra lo scenario di crisi in cui votiamo e il voto. E se guardiamo alla vita delle regioni di questi anni, questa impostazione ha un senso, non solo perché le regioni hanno visto, grazie a riforme nostre tra l'altro, aumentare le loro competenze e non c'è voce significativa della crescita economica e sociale che non comporti anche, come dire, la possibilità per le regioni di essere un attore nelle politiche, no? Ma anche perché se poi andiamo a vedere in questi anni, molto spesso le regioni hanno già surrogato le assenze e le manchevolezze dello Stato, e soprattutto lo hanno fatto le regioni dove governavamo noi, dove c'è da più lungo tempo un'esperienza di centro-sinistra che è stata in grado molto spesso di mettere in campo una politica sul piano sociale, sul piano del sostegno ai sistemi territoriali di impresa, nelle politiche ambientali, nelle politiche infrastrutturali, che ha colmato un vuoto di azione governativa. E quindi a maggior ragione nel momento in cui c'è una crisi così acuta e le domande dei cittadini non trovano soddisfazione nella politica del governo, è giusto che noi ci battiamo per chiedere un voto perché quelle risposte vengano almeno dai livelli regionali. In questo scenario come ci sta il Veneto? Ma è evidente che il Veneto è, come dire, una realtà forte del paese, questo da sé chiunque lo conosce lo sa, e tutto ciò che accade in questa regione non ha soltanto una dimensione regionale, ha una dimensione che ha sempre un impatto nazionale. E io credo che anche in questa regione, dove pure il centrodestra è forte, e tutti i sondaggi dicono che questa forza probabilmente gli consente di poter raccogliere un successo alle prossime elezioni, noi però dobbiamo dire le cose come sono, e le cose come sono quelle di dire che non è affatto vero che il centrodestra neanche qui è stato in grado di realizzare le politiche di cui parla. Adesso Bortolussi ha già detto, ma io dico di più, io penso che noi dobbiamo dire con grande chiarezza agli elettori che quella forza politica a cui una parte della società veneta si affida con speranza, che è la Lega, pratica ogni giorno una teoria e una pratica della doppia verità che è un inganno per gli elettori. Io qualche mese fa sono andato nelle vallate del Bellunese e a un certo punto ho trovato in un comune tappezzato di manifesti che dice la Lega difende contro lo scioglimento delle comunità montane. Sì, ma è Calderoli, ministro della semplificazione, che ha firmato il progetto di legge, il disegno di legge per l'eliminazione delle comunità montane. Di cosa stiamo parlando? La Lega tuona contro Roma ladrona, ma chi è che condivide carrozzoni come la Banca del Sud o forme nuove di casse per il Mezzogiorno che dilapideranno ulteriormente risorse? E la Lega si riempie la bocca tutti i giorni di federalismo, ma abbiamo il governo più centralista della storia della Repubblica da molti decenni a questa parte. Non c'è questione su cui non ci sia un rigurgito del centralismo. Il decreto con cui volevano mettere una pezza al pasticcio sulle elezioni, perché si è rivelato inefficace? Perché era un decreto, come dire, ispirato da una logica centralista che ha fatto finta di non sapere che la materia elettorale regionale è una materia sulla base della riforma del titolo quinto trasferita alle regioni. Zaia dice che parleremo dopo il 1° aprile della centrale nucleare. Sarà bene che ce lo dica prima cosa vuole fare la centrale nucleare, perché se non lo sa, sarà bene che sappia che Scajola, che è un collega del suo governo, sta decidendo i siti. E Scajola, sarà bene che Zaia lo sappia, ha proposto al governo che il governo stesso prenda un provvedimento che sottrae alle regioni e agli enti locali tutte le procedure, no, di autorizzazione che le leggi prevedono, i comuni devono dare e gli enti territoriali devono dare, proprio perché il governo sa che non ci sarà una sola regione che gli dirà sì al sito nucleare, visto che tutti hanno paura delle scorie. Zaia di quelle scorie ha paura o no? E per i cittadini veneti cosa pensa? Sarà bene che ce lo dica prima del 28 marzo, no? Ne parliamo ad aprile. Cioè